Euroregione News. Elezioni. Le fragole costano più delle patate? Paragonare l'esito delle elezioni nazionali con quelle regionali in Friuli Venezia Giulia è come parlare del prezzo al chilo di prodotti diversi. Alle nazionali non si eleggeva né il presidente della Camera né del Senato e nemmeno del Consiglio, mentre alle amministrative e alle regionali abbiamo votato il sindaco e il presidente della regione. A proposito di elezioni italiane, al presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ho chiesto un parere sul Rosatellum. È stato fatto per cercare di dare una buona rappresentanza agli italiani, un po' di proporzionale e un po' di maggioritario. Purtroppo l'Italia si è divisa, abbiamo il 37% dei cittadini che hanno sostenuto il centrodestra, il 30% ha sostenuto il Movimento 5 Stelle, gli altri hanno sostenuto la sinistra. Ha vinto il centrodestra, credo che debba esserci un governo di centrodestra che poi di volta in volta in Parlamento dovrà trovare, come accade in Spagna, la maggioranza per affrontare i punti e prendere decisioni sui punti per i quali hanno raccolto il consenso in Italia. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.